La cultura dell'acqua come strumento per il recupero di preziose tradizioni locali che collegano i territori delle province di Treviso e Venezia, ma anche come occasione di sviluppo economico a favore delle popolazioni residenti lungo la fitta rete idrografica della pianura padana. Se ne è parlato durante una tavola rotonda che si è svolta nella splendida cornice dell'ex abbazia benedettina Santa Maria del Pero, magnifico esempio di architettura romanica costruito intorno al 598 d.C. a Monastier di Treviso. I convenuti alla conferenza sono stati accolti all'interno di uno degli antichi locali. Qui è stato presentato il progetto di un nuovo itinerario fluviale che intende valorizzare il fiume Meolo, l'abbazia e le vecchie imbarcazioni con una particolare attenzione rivolta al saltafossi, considerato un vero e proprio fossile culturale appartenente all'area di Bassa Padana tra Sile e Piave. Senz'altro è un'iniziativa molto importante, tesa a valorizzare il patrimonio ambientale, architettonico e urbanistico che c'è in quest'area, in particolare lungo il fiume Meolo, e si lancia qui l'idea di utilizzare una barca che veniva usata spesso, molto una volta, il saltafossi si chiama, una barca molto versatile, si usava nei fiumi, nelle lagune e serviva ai pescatori e ai contadini per seguire i corsi dei fiumi. Adesso rilanciare l'uso di questa imbarcazione, magari costruendo uno squero e quindi la possibilità di costruirle qui in loco, ma è anche una voglia molto diffusa di valorizzare il patrimonio che c'è, creare condizioni appunto di recupero delle tradizioni, della cultura, della storia di un territorio e poter con questo creare anche ricadute di carattere economico e occupazionale, specialmente per i giovani. La proposta progettuale complessiva mira alla creazione di un percorso escursionistico didattico-culturale lungo la sezione centrale del fiume Meolo che tocca alcune località di Treviso e Venezia secondo la linea di continuità tracciata dalla secolare via d'acqua. Si può riscoprire senz'altro le tradizioni, la cultura, recuperare una parte di questa nostra cultura e tradizioni e consentire che ci sia con questo anche la possibilità di creare per il territorio, nel territorio, un albergo diffuso, così come pensiamo e vogliamo valorizzare il museo diffuso che rappresentiamo e la possibilità quindi per molti di ospitare le persone che sempre di più vorrebbero transitare in un territorio usando la bicicletta, usando le imbarcazioni, andando anche a piedi, in sostanza avendo la possibilità di fare una vacanza speciale, particolare, inserita in un ambiente straordinario come quello che ci circonda attorno a Venezia, a Treviso, a Padova e alle nostre grandi città, ma ai borghi medievali in alcuni casi e ai piccoli borghi che sono caratteristici della nostra area.